Diocesi in festa per la sua patrona, Nostra Signora dell'Orto. Il Vescovo ha sottolineato la necessità di un rinnovamento spirituale e sociale della Chiesa chiavarese. Una fede autentica, non basata soltanto sulle manifestazioni esteriori. A chiederlo Monsignor Tanasini questa mattina in Basilica a Rapallo. Il Vescovo ha invitato a conoscere e ad ascoltare in profondità il Vangelo. Festa di Nostra Signora di Montallegro, al santuario la messa del cerimoniere del Papa Monsignor Guido Marini. Salire al monte, ha detto, per pregare e per chiedere a Maria di essere sempre più vicini a suo figlio Gesù. A mezzogiorno si è tenuta la sparata del panegirico sul lungomare di Rapallo, quest'anno organizzata dal Sestiere San Michele. La città ha salutato la Madonna nell'anniversario dell'apparizione. Tradizionale fiera del 2 luglio a Chiavari, sono 316 banchi allestiti, un po' meno degli altri anni, solo 2 mezzi rimossi, nessun abusivo segnalato dalla Polizia Municipale. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Oggi 2 luglio entrano nel vivo le celebrazioni in diocesi in onore di Nostra Signora dell'Orto e Nostra Signora di Montallegro. Iniziamo da Chiavari. In cattedrale si sono svolti i primi vespri e la messa dell'alba di questa mattina. La Madonna dell'Orto, apparsa il 2 luglio 1610, è patrona della diocesi. Iniziamo col primo servizio. La necessità di un rinnovamento spirituale e sociale è il tema di riflessione proposto dal Vescovo in occasione dei primi vespri celebrati in cattedrale. Se nel 1610 Maria portò un grande cambiamento a Chiavari con la sua apparizione, ma anche con la sua presenza in città, è anche vero, dice Monsignor Tanasini, che continua a prendersi cura della nostra Chiesa locale. Una comunità che necessita di un cambiamento, di una svolta. Un tema affrontato già nell'Assemblea Sinodale di giugno. Il Vescovo spiega dunque di voler presentare a Maria in questi giorni di festa le linee guida di quel documento. E la prima esigenza è quella di una vita cristiana più autentica, più coerente, non esaurita in gesti esteriori, ma ispirata essa stessa al Vangelo, dunque più impregnata di fede. Il Vescovo infine affida a Maria anche il rinnovamento della vita sociale. La città degli uomini, la necessità che Maria ne ripercorra le strade, entri nelle case, aiuti ad affrontare i problemi dell'unità della famiglia, della formazione dei giovani, del sostegno agli anziani, del lavoro, dell'accoglienza, del sostegno alle fragilità. Questa mattina la messa dell'alba in cui si è fatta memoria dell'apparizione di Maria a Sebastiano Descalzo. Monsignor Gian Lorenzo Borzini ha ricordato tutte le persone che nei secoli si sono rivolte alla Vergine, mediatrice di grazie. Tu sei la sicurezza della nostra speranza. In lei tutte le cose fioriscono e rifioriscono. Senza la Madonna noi non potremmo essere sicuri del futuro, perché la sicurezza del futuro ci viene da Cristo. La vita senza Cristo è un peso insopportabile. E ora andiamo a Rapallo. Questa mattina il Vescovo ha celebrato il pontificale in Basilica, mentre a Montallegro c'è stata la messa celebrata dal cerimoniere del Papa Monsignor Guido Marini, e poi a mezzogiorno la tradizionale sparata del panegirico. Ha seguito tutto per noi Andrea Capitani. La sparata del panegirico ha dato il via ai festeggiamenti civili in onore di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Un momento sempre emozionante e carico di tradizione, atteso tutti gli anni. Sindaco, come si è preparati, come si è vissuto questo momento? Questa è la festa con la F maiuscola della nostra città, le tradizioni, una giornata straordinaria, una partecipazione straordinaria, il tempo ci ha aiutato, noi siamo qua con tutta la città che festeggiamo, abbiamo avuto tanti ospiti in questi giorni sul nostro territorio, sono sempre più sentite, sempre in fase crescente le nostre tradizioni, un risultato veramente eccezionale dovuta alla partecipazione eccezionale, alla formazione di questi ragazzi, anche dei bambini, dei sestieri, di tantissime cose che rendono veramente un mix unico e molto particolare. Ecco, una tradizione che si rinnova. Sindaco citava le nuove generazioni, siamo col Presidente del Consiglio, mentre Campodonico si rinnova ogni anno anche questa tradizione. Sì, è molto bello e abbiamo avuto una novena particolarmente partecipata, è stato bellissimo. Ieri mattina per l'ultima giornata alle 5 del mattino sono partiti per la verità alle 2:15 da Piazza Pastene, tantissime persone,
di un numero largamente superiore agli anni precedenti e soprattutto tantissimi giovani. Questo ci fa veramente ben sperare per il futuro e ci dà contezza di quanto sia radicata la devozione nella Madonna di Montallegro, che è incardinata proprio nella nostra storia, fa parte appunto delle nostre radici, così come i giovani che partecipano ai sestieri con tanto impegno, con tanta passione e che ci danno il senso della continuità. E tante le persone che hanno partecipato anche alle celebrazioni religiose. Questa mattina il Vescovo in Basilica ha presieduto il Pontificale, da parte sua una ripresa dei temi dell'Assemblea diocesana che si è celebrata nelle scorse settimane a Chiavari, l'invito da parte sua di seguire Maria nella fede. Vediamo il servizio. Seguire Maria nella via di una fede autentica. Il Vescovo esprime il proprio desiderio di una comunità che sappia ascoltare davvero la parola del Vangelo. Dall'altare della Basilica Rapallese cita, come promesso, una delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Ho insistito sul fatto che il vero rinnovamento della nostra Chiesa, prima che su aspetti organizzativi, si dovrà basare sul ritorno ad una vita di fede viva e vissuta. Io vi chiedo di accogliere gli inviti che vi rivolgeranno i vostri pastori per un rinnovato ascolto del Vangelo. Maria è beata, prosegue Monsignor Tanasini, perché ha creduto. Certo, una fede non facile la sua, nella quale possiamo rispecchiarci. La Vergine, dice il Vescovo, pur sapendo di aspettare il Figlio di Dio, non ha paura, non si chiude in difesa, ma ha fiducia. Di qui la domanda a provocazione. Noi abbiamo fede? Perché aver fede non è compiere qualche gesto religioso o sentire qualche emozione interiore. Aver fede vuol dire vivere la vita in tutte le sue espressioni nella luce di Dio, non distaccare dal Vangelo, parola di Dio, dal nostro modo di vivere e di pensare. Il secondo punto di riflessione viene di conseguenza. Se abbiamo fede, domanda Monsignor Tanasini, possiamo dire di conoscere davvero il Vangelo? Parola di gioia e di beatitudine, appunto. Una parola che riempie, che è pienezza, che ci consente di non cercare altro per impostare la nostra vita. Una parola che rovescia il pensare comune. Per credere bisogna ascoltare con desiderio, ascoltare con profondità dell'anima. Questo dunque le celebrazioni in Basilica a Rapallo, ma altro cuore pulsante della fede rapallese di tutto il Tigullio è anche Montallegro. Anche qui abbiamo sentito partecipata alla novena dell'Alba anche il pellegrinaggio. Siamo con Maura Arata, che è la rappresentante, la presidente dei Sestieri di Rapallo. Montallegro, salire al monte, che cosa significa per voi? Salire al monte significa andare a trovare la propria madre, andare a pregare, magari per chiedere ma anche per ringraziare. È un sentiero bellissimo sotto tutti i profili e dà il tempo di arrivare lassù con una meditazione pronta, con un pensiero di grande gratitudine, perché vivere qua è già una grande fortuna e avere una grazia così grande di che Maria abbia scelto questo posto per farsi amare ancora di più, per noi è una grande cosa, quindi è molto emozionante. E noi adesso saliamo al santuario questa mattina a presiedere la messa solenne. Monsignor Guido Marini, cerimoniere di Papa Francesco, genovese di origine, adesso trasferito comunque a Roma, ma che ha raccontato il suo rapporto con il santuario di Nostra Signora di Montallegro, il suo ritornare in terra ligure. Sentiamo che cosa ci ha detto. Che significato ha salire al monte, affidarsi a Maria? Mi pare che abbia soprattutto il significato di presentare alla Madonna tante richieste personali e anche richieste che vengono affidate dalla gente, dai fedeli. E poi il significato di domandare alla Madonna di essere sempre di più vicini al suo figlio Gesù, perché rimane sempre vero che quando si va a Maria, Maria porta il Signore, e questo è il frutto più importante di ogni pellegrinaggio, quindi anche di questa giornata qui al santuario di Montallegro. Lei vive a stretto contatto con Papa Francesco, che rapporto c'è tra il Pontefice e Maria in questo caso?
Il Santo Padre ha una grande devozione alla Madonna e una devozione che si esprime soprattutto ad un livello molto semplice e popolare. Lui ha anche questo stile di toccare l'immagine, ecco, in questo modo lui esprime l'amore profondo alla Madonna e lo esprime in un modo semplice, popolare, che tutti possono capire, e credo che attraverso questa modalità avvicini tanti all'amore per la Madonna. I nonni materni arrivano dal Tigullio, le chiede mai della terra? È anche stato qua un anno fa a Genova, le ha mai parlato di questo suo legame con questa terra? Sì, ci sono diverse occasioni in cui si parla di Genova, della Genova attuale, ma anche di questi suoi avi che vengono dalla terra genovese, e mi pare che lui abbia un legame, una simpatia, un affetto verso la Liguria e Genova proprio per questi suoi trascorsi che lo riportano in questa terra. E prima di fare un passo indietro, ritornando in Basilica a Rapallo, dove ieri è stata messa in cassa l'icona di Nostra Signora di Montallegro, con la Presidente dei Sestieri ci facciamo un po' raccontare com'è stata la preparazione di queste feste, oggi il panegirico e poi le sparate che continuano anche nei prossimi giorni. Preparazione lunga e abbastanza faticosa, perché noi cominciamo il 23 maggio ad andare a turno nelle case a fare la questua, e tutte le sere i massari girano le frazioni, girano i sestieri stessi, girano tutta la città, vengono accolti, a dire la verità, bene, anche se naturalmente si accetta qualunque tipo di risposta, però in qualche modo l'accoglienza che ci fanno le persone ci avvalla l'andare avanti in questa tradizione. Poi la novena, naturalmente il 23 è un po' un giorno in cui ci diamo appuntamento, inizia la novena, dopodiché per noi si srotolano delle giornate molto intense di preparazioni anche pratiche, di carico dei mortaletti, progettazioni varie, quindi disegno del panegirico, perciò ci prende proprio l'affanno delle cose da fare. Ecco, ricordiamo a chi è toccato quest'anno il panegirico. Quest'anno è toccato a San Michele, quindi ricomincia il giro, perché l'anno scorso Costaguta ha chiuso il giro dei 6 e quest'anno si ricomincia con gli azzurri, il prossimo anno saranno i gialli, in senso antiorario si fa il giro del Golfo. Si spara anche nei prossimi giorni, le sere? Questa sera ci saranno 2 spettacoli pirotecnici di Cerisola e Cappelletta, domani sera quando l'Arca Argentea arriverà in passeggiata, quest'anno fa un giro un po' diverso, ma comunque arriverà vicino al castello, l'incendio del castello e la sparata dei ragazzi a cura del Sestiere Borzoli, e poi a concludere lo spettacolo finale dei Sestieri San Michele e Seglio. Bene, buona festa. Grazie mille. E così vediamo il servizio che appunto ci racconta nella giornata di ieri la messa in cassa dell'icona di Nostra Signora di Montallegro, dopodiché la linea torna allo studio. Tutto quello che esce dalla mente e dal cuore di Dio è per il bene, è per la vita. Così il Vescovo, aprendo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro, attraverso la spiegazione di 2 miracoli, quello della donna malata e la resurrezione della figlia di Gairo, Monsignor Tanasini sottolinea la bellezza della creazione di Dio e la volontà di Gesù di fare sempre del bene, una consapevolezza che toglie spazio a qualunque pessimismo. Oggi, trovandoci in un mondo dove la difficoltà sembra prevalere, dove il male sembra vincere, noi siamo invitati, e non è un'illusione, a vedere il bene, a scoprirlo, a volerlo. Poi Monsignor Tanasini lancia un appello ad essere sempre più responsabili verso i più giovani. Responsabilità di coerenza, di sostegno, di esempio. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di proporre loro dei beni veri per i quali vivere. La prima responsabilità è trasmettere una fede salda ed esemplare. Io ho parlato con i giovani. Sì, sono andato a messa fino a che non ho fatto la cresima, perché i miei genitori mi mandavano a messa, ma loro non ci andavano. Riflettiamo su questo. La messa è stata preceduta dall'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, un momento partecipato dalle autorità e da numerosi fedeli. Tanti, anche in questi giorni di novena, si sono ritagliati un momento di preghiera e di silenzio. Per me è vivere e mi dà la vita, proprio mi dà la forza di andare avanti. Una cosa che viene da dentro, viene dalla Madonna, è un aiuto che ci dà tutti noi. È il volere bene a qualcuno che ci ha fatto tanto a Rapallo, è un ringraziamento, a me ha fatto tantissimo.
Vediamo gli altri appuntamenti allora. Per quanto riguarda Rapallo, oggi alle 18 in Basilica la messa solenne celebrata da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, e poi alle 21 sempre in Basilica il canto dei secondi vespri. A Chiavari invece oggi pomeriggio alle ore 18 in cattedrale ci sarà la messa pontificale presieduta dal Vescovo con la partecipazione delle autorità. La messa delle 18 dalla cattedrale sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Vediamo anche gli eventi collaterali di oggi. Intanto giornata di fiera a Chiavari, come vuole la tradizione del 2 luglio, possiamo vedere anche le immagini. Quest'anno sono 316 i banchi allestiti lungo le vie della città, un po' meno rispetto alle scorse edizioni. Sul posto la Polizia Municipale per i consueti controlli, tuttavia al momento non ci sono segnalazioni di abusivi o di reati commessi tra le bancarelle. Soltanto 2 i mezzi rimossi, un'auto e una moto. E veniamo al concerto di questa sera in piazza Nostra Signora dell'Orto, un concerto omaggio a Rossini nel 150° anniversario della morte. Si tratta di una selezione dal Barbiere di Siviglia. Ad esibirsi l'orchestra Chiavari Classica diretta da Francesco Gardella. I solisti sono Anna Delfino, soprano, Filippo Pina Castiglioni, tenore, e poi il baritono Bruno Pestarino, il basso buffo Matteo Peirone con la voce narrante di Miro Gatti. L'appuntamento in piazza Chiavari alle 21:15, anche il concerto sarà trasmesso in diretta sempre sul canale 15 di Telepace. E per quanto riguarda invece Rapallo, questa sera alle 21:30 al Chiosco della Musica ci sarà il concerto della banda musicale cittadina e poi alle 22:45 l'accensione degli antichi mortaretti per il saluto dei sestieri e infine alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Siamo alle notizie di cronaca. È stata una domenica di interventi per la Guardia Costiera. Nell'area marina protetta di Portofino 3 yacht erano ormeggiati a paraggi in un'area vietata alla navigazione e all'ancoraggio delle navi da diporto che superano i 24 metri di lunghezza. Denunciati 3 comandanti. Su una spiaggia di Santa Margherita Ligure invece una turista di 50 anni è stata soccorsa dai militari poiché colpita da una crisi asmatica mentre si trovava in spiaggia in uno stabilimento balneare. Infine intervento della Guardia Costiera anche per il soccorso di 3 persone, di cui 2 molto anziane, ai bordi di una barca a vela di 10 metri diretta a Portofino e che si è ritrovata bloccata a 2 miglia al largo del porto di Chiavari a causa dell'assenza di vento ma anche per l'avaria del motore ausiliario. L'imbarcazione è stata trainata in porto dagli ormeggiatori di Marina Chiavari. Per quanto riguarda la viabilità, l'assenza di segnaletica orizzontale in viale Tappani a Chiavari, soprattutto all'incrocio con Corso Montevideo, sta provocando in questi giorni alcuni problemi al traffico e in alcuni casi situazioni di pericolo, come si può vedere anche dalle foto di un incidente. L'asfalto deve riposare almeno una settimana intera, dunque ci vorrà ancora qualche giorno prima che le strisce a terra vengano dipinte. In ogni caso, spiega la Polizia Municipale, è rimasta la segnaletica verticale che va guardata e rispettata. Ieri intanto, come state vedendo, si è verificato questo scontro tra una macchina e uno scooter, sul posto i vigili urbani e i soccorsi sanitari. Ieri pomeriggio un'auto ha preso fuoco a Sesti Levante all'uscita dell'autostrada mentre si trovava sullo svincolo a pochi metri dal casello. Vedete anche in questo caso l'immagine. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la stradale e gli ausiliari del traffico di Società Autostrade. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. E infine una signora di 63 anni che ha perso l'orientamento mentre si trovava sul Monte Maggiorasca nel comune di Santo Stefano d'Aveto ed è finita a ridosso di una pericolosa sporgenza senza essere più in grado di tornare indietro. Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 11:30. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova. La donna è stata recuperata con il verricello in buone condizioni di salute. L'operazione ha visto la presenza anche dei pompieri di Chiavari e del soccorso alpino. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina del Corriere della Sera, Salvini lancia la Superlega, c'è stato il raduno a Pontida, 30 anni al governo, afferma l'idea di una federazione europea dei sovranisti e Di Maio dice TV finite e Forza Italia commenta è pericoloso. All'interno del giornale il caso migranti, Seehofer mi dimetto, governo Merkel con il fiato sospeso, il ministro boccia la cancelliera e chiede la linea dura, poi offre l'addio al partito.
Ora il secolo XIX, ancora la politica italiana, la Lega adesso punta all'Europa, dopo il vertice di Bruxelles il caso migranti fa tremare il governo Merkel. A centropagina turisti boom, più 5.000 case vacanza liguri in 6 mesi. E andiamo sulla prima pagina del Levante che apre con il cantiere San Fruttuoso nell'ex Paradiso tra polvere e un fracasso insopportabile. L'intervento alla banchina non è ancora terminato, via vai di Battelli all'unico molo. Gli operatori dicono avanti così chiudiamo. Più sotto adesso a punta chiappa si può attraccare di prora oppure accostando. All'interno del quotidiano locale, stroncato nel sonno, ingegnere di 42 anni trovato morto a letto, è successo a Santa Margherita Ligure, è stata la madre ad accorgersene, pensava che dormisse, viveva a Milano con compagna e figlia. Poi sul Monte Caucaso, ancora la cronaca, malore fuori dal rifugio, soccorso in elicottero e a Portofino, barche in zona vietata dentro l'area marina protetta. Concludiamo con lo sport. Ieri a Zoagli si è disputata la terza prova del Palio Marinaro 2018. Vedete le immagini delle nostre riprese. La giornata parecchio assolata ha radunato tanti appassionati che hanno seguito tutte le competizioni in un mare appena increspato. Ad avere la meglio nella gara dei gozzi in legno da 22 palmi e si è aggiudicato dunque la vittoria l'equipaggio dei padroni di casa che ha avuto la meglio su San Michele di Pagana, giunto secondo, e poi Portofino. A seguire Sestri Levante, Lavagna e Chiavari. Nella classifica generale, dopo le 3 prove, la prima posizione è mantenuta dall'Armo di San Michele di Pagana a 23 punti, seguito da Zoagli che con la vittoria conquista il secondo posto a 20 punti e Portofino a 19. Le vittorie nelle altre categorie sono state molte. L'equipaggio del gruppo sportivo San Giorgio Portofino ha raggiunto il primo posto della categoria senior maschile, mentre sul gradino più alto del podio nei master è salita la compagnia di Sestri Levante. Per la controparte femminile invece il primo posto è per il gruppo sportivo Gianni Figari. Il prossimo appuntamento sarà domenica 22 luglio, sempre a Zoagli. In quella giornata si disputerà non soltanto la quarta e ultima competizione, ma anche la rievocazione storica del Palio del 1936. La ripresa della tappa di Zoagli che state vedendo sarà trasmessa giovedì sera alle 20:50 su Telepace 2, canale 85. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Per l'informazione ci ritroviamo questa sera alle 19:15 su Telepace. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.